Ciao, sono Marco, ho 27 anni, faccio l'imprenditore. Nello specifico ho aperto la prima escape room a Nuoro. Un escape room è una stanza adibita a tema, nel mio caso è un tema pirati, dove al suo interno sono presenti enigmi e indovinelli da poter svelare entro un tot di tempo, 60 minuti. Se dopo questi 60 minuti il gioco non viene risolto, tornate il giorno dopo a riprovarla. È un gioco di collaborazione, perché tramite la collaborazione, suddividendosi i compiti, è facile da superare. L'idea dell'escape room mi è venuta provandola. Sono andato alla laurea di mio cugino su a Milano, non avendola mai fatta prima e non sapendo neanche della sua esistenza. Mi è piaciuta così tanto che ho pensato, a Nuoro non è presente. E ho detto, visto che comunque il lavoro non viene da me, vado io direttamente dal lavoro e provo a fare l'imprenditore. Poi, vabbè, da lì sono trascorsi mesi e mesi. Ovviamente tengo a precisare una cosa, che non ci sarei riuscito senza aiuti esterni. Comunque molte persone mi hanno dato una mano, ringrazio l'ufficio di collocamento che comunque tramite Garanzia Giovani mi ha fatto fare un corso dove comunque mi hanno formato e tutto. Da lì ho ottenuto il finanziamento, ho proposto la mia idea al mio consulente e mi ha detto che c'era la possibilità tramite Garanzia Giovani di ottenere il microcredito della Sfirs. Una volta ottenuto il finanziamento, diciamo che è stato quasi tutto in discesa. A parte i problemi comunque, credo, burocratici, non sapevo come muovermi, quindi Camera di Commercio chi ne aveva mai visto? Cioè, INPS, commercialisti, chi le aveva mai viste queste cose? Quindi ero abbastanza perplesso, cioè non sapevo come muovermi. Poi piano piano ho sempre imparato di più, quindi ora queste cose mi sembrano del tutto normali. Che ne so, ti insegnano a fare un business plan. Ti spiegano magari il break-even point, ti spiegano domanda e offerta, ti danno indicazioni su come presentare comunque la domanda, perché comunque tu nella domanda devi presentare la tua idea imprenditoriale, a che target ti rivolgi, quale sarà la tua fascia di prezzo e tutte le varie cose che comunque comprendono un'azienda. L'unico consiglio che posso dare semplicemente è quello che si ha un'idea e si trova, comunque ripeto, non per fare pubblicità, ma all'ufficio di collocamento trovi comunque delle persone che le tue idee le prendono in considerazione. La cosa importante è credere nella propria idea oppure qualcosa che tu hai a cuore, che magari dici io voglio fare questo, e comunque anche un crearsi un'occupazione. Di conseguenza mai abbandonare le proprie idee. Dalle nostre parti abbiamo un detto: cazzati su sonno, cazzatevi il sonno, cioè datevi una svegliata. Ciao e buon lavoro!